La presentazione di oggi, denominata Operazione Fiumi, come stanno i nostri fiumi, è pienamente nelle corde, in sintonia con le azioni che anche noi vogliamo condurre. Sono oltre 20 anni che nello statuto della nostra banca di credito cooperativa, oggi BCC Veneta, è contenuto il termine sostenibilità tra gli scopi della nostra banca. Per cui è naturale per una banca come BCC Veneta sostenere, come fa da molti anni, il Museo di Geografia dell'Università di Padova e tutte le azioni e gli interventi che sono diretti a sensibilizzare sulla qualità e sul miglioramento ambientale del nostro territorio regionale. La tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio sono dei temi molto cari a noi di BCC Veneta. Con questa Operazione Fiumi, siamo voluti andare anche oltre, cioè cercare di permettere ai nostri soci di condividere queste attività, queste azioni, in modo tale da essere attivi in quella che può essere non solo una campagna di sensibilizzazione, quanto piuttosto una campagna da vivere, perché il nostro ambiente deve essere vissuto. La campagna Operazione Fiumi ha l'obiettivo di sensibilizzare non solo i cittadini ma anche le istituzioni su quello che è lo stato di salute dei principali corsi d'acqua del Veneto e su quelle che sono anche le azioni di volontariato ambientale in cui si possono attivare i cittadini. La nostra campagna si basa sull'ambientalismo scientifico. Attraverso infatti azioni di citizen science, quindi la scienza dei cittadini, possiamo appunto coinvolgere i volontari in attività di monitoraggio dei nostri fiumi. Oltre alla fase quindi di prelievo e di campionamento delle acque, abbiamo anche una fase di divulgazione. Voglio ricordare l'importanza e la dimensione scientifica e partecipativa di questa campagna con cui riusciamo a far dialogare le comunità tra di loro, anche con il mondo scientifico. E per farlo ringrazio l'appoggio di BCC che ha creduto in questo progetto e ci sostiene in questo percorso di formazione e sensibilizzazione della cittadinanza e delle istituzioni.